Dall'albero della Cuccagna penzolano ancora provole e salami, quelli che i ragazzi coscritti del 1995 non sono riusciti a strappare. A San Quirino, comune di antiche tradizioni templarie, ogni anno in occasione della festa della Madonna della Salute si rispetta anche la vecchia usanza di assaltare l'albero della Cuccagna. Lo fanno i diciottenni, ma da un po' di tempo la festa religiosa e goliardica si tramuta in un vero e proprio Far West, come racconta anche il parroco Don Aniceto Cesarin. Da 2 anni che arriva gente da fuori paese anche che non c'entrano niente e vengono qui per creare, diciamo, confusione, sporcare, fare dei danni, eccetera. No? E certamente un gruppo, gli alpini con vice sindaco, hanno fatto, diciamo così, l'assistenza notturna. È successo che c'è stato qualche tafferuglio, chiamato i carabinieri, i quali sono venuti per calmare le acque, qualcuno ha esagerato. Carabinieri e vigili a trattenere le intemperanze di qualche bullo attempato che vuole insomma disturbare una festa dall'antico sapore paesano. La tradizione è quella dei coscritti, no? Quindi preparare dei manifesti, spottere un pochettino la classe precedente e tutto così, ma da amici, ragazzi. Notte di fuoco, ma il giorno dopo tutti d'amore d'accordo in festa a portare sulle spalle la Madonna della Salute per la processione rituale e in paese la gente getta acqua sul fuoco. Nessuna confusione, ero qua anch'io fino alle 4:30 con gli alpini, nessuna confusione, i ragazzi sono arrabbiati per il sistema che si cerca di rovinare le feste nei paesi, tutto lì.